Ed ufficialmente prende il via, col taglio del nastro, l'evento Porcelli e Porcini, la festa del mangiar bene a Caronia. Ed ecco un breve tour, nel quale vi faremo vedere in maniera un po' anticipata quello che vi aspetta. Adesso è ufficialmente aperta la manifestazione, siamo molto contenti, speriamo che tutto vada per il verso giusto. E che dire, grazie a tutti. Si andrà avanti fino a domenica, quindi un fine settimana intenso. Andiamo avanti fino a domenica, avremo stasera, poi domani, come diciamo poc'anzi, una mostra di tipologia molto interessante grazie a questi ragazzi dell'Associazione Naturalistica dei Nebrodi. Dopodiché si proseguirà domani nel pomeriggio con l'esibizione di varie soluzioni. La parata padrona anche domani sera, lo street food piuttosto che il live cooking di alcuni chef specializzati. Dopo si continuerà domenica mattina con un'escursione naturalistica e poi fino a tarda domenica, fino a tarda sera, sempre cibo e tanto divertimento. Suino nero, funghi porcini in abbondanza e non solo, perché ci saranno tante altre pietanze. Sì, con un pieno effetto, quest'anno la natura è stata particolarmente clemente con noi, i funghi porcini ci sono stati, ci saranno, ma ci sono, come diciamo i ragazzi, grazie alle evoluzioni che ha subito la manifestazione negli anni, tante altre specialità sempre a base di carne e funghi. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco, inizia il tour amici di Bella Sicilia. Poc'anzi abbiamo visto alcuni dei preziosi frutti della terra trovati. Ed ecco la piazza Caronesi nel mondo, dove tutti coloro che verranno in questi 3 giorni qui a Caronia potranno prendere ciò che desiderano, con tanti stand nel quale potrete acquistare ciò che vi fa più gola e gustarlo qui, circondati da tanta buona musica. Ciao carissimo! Ed ecco il vice sindaco. Tanti sacrifici e quindi speriamo questi 3 giorni, il tempo, previsioni meteo portano bello, quindi invitiamo tutti qui a Caronia per degustare tutti i nostri prodotti tipici. Grazie. E sono davvero tanti oggi, tanti motivi per venire in questi 3 giorni. Tanti motivi per venire in questi 3 giorni. Tutti per quello per degustare tutti i prodotti tipici, per stare con la famiglia in un relax, perché oltre al cibo c'è varie opportunità di svago, tra cui le attività equestre, le droni, le attività delle giostre, le attività di escursioni, di visita del nostro territorio, del nostro castello, del nostro chiesa. Quindi vi aspettiamo qui a Caronia in questi 3 giorni. Grazie! Non vi sono alibi per non essere presenti, guardate le olive. Li mostriamo, li facciamo vedere. Guardate, già inizia il viaggio con tante sorprese. Funghi ripieni. Sono funghi, come sono stati preparati? Guardate come iniziamo questo E poi tour. cos'altro troviamo in questo stand? Bruschette e funghi porcini, tante varietà. Grazie, continua il viaggio, guardate. E già, Qui e abbiamo qui la salsiccia sulla la salsiccia brace. che aspetta tutti voi. Salsiccia e funghi porcini. Nel frattempo scriveteci quale delle specialità che vedete è quella che va più al caso vostro. E domenica gran finale. Ma è la prima volta che partecipate o avete partecipato anche alle precedenti edizioni? No, ma la prima volta. Questa edizione è la prima volta. Da dove venite? Santo Stefano di Damasco. L'auspicio è che si possa trascorrere un fine settimana speciale, vero? Grazie, buona continuazione. Grazie, grazie. Continua il viaggio.
tra i prodotti, tra le eccellenze. E qui comodamente potrete gustare il tutto. E qui tra poco vedremo tante specialità. Naturalmente su Onda TV e Bella Sicilia prossimamente vedrete il video con tante interviste e tanti piatti. Questo è un breve video anticipativo dove vi diamo un po' l'idea di quello che vi aspetterà. Salutiamo chi ci sta guardando da Istanbul, da San Cataldo. E salutiamo gli amici di Bella Sicilia in diretta. Domani. Cosa troviamo qui in questo stand? Ciao, salsiccia, panini con la forchetta, arrosticini, le famose bombette di suino nero. Tra poco le vedremo tutte. Tra poco. Grazie. Siamo in procinto. E avete visto cosa vi aspetta? Nel frattempo salutiamo Salvatore che scrive: mi è venuta fame. Ecco tante persone provenienti da varie parti dell'Interland e non solo, già pronti per gustarli. Dalla Polonia. Come mai qui a Caronia? Visitiamo nostra amica che abita qui. E dalla Polonia a Caronia. Ospiti speciali. Sì, siamo ospiti speciali. Grazie, allora buona serata, buon divertimento e buona degustazione, buona festa. Arrivederci. Un caro saluto, buonasera. Avete già iniziato a gustare qualcosa? Voi da dove venite? Da Palermo? Un fine settimana speciale per voi. La pizza era squisita. Con la barchetta dove lo fai? Ci saranno tanti stand, Tanti penso, stand. tutti buoni. Salutiamo gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, il viaggio continua. Un caro saluto. Siamo in diretta su Bella Sicilia al momento. Prego. Qui abbiamo l'assessore allo sport. e al Assessore, turismo. buonasera. Inizia un fine settimana speciale indimenticabile, possiamo dire. Questo fine settimana è molto importante, soprattutto per i nostri operatori, e poi la promozione dei nostri prodotti che vanno sempre valorizzata, sia la carne di suino nero, sia il porcino, tutti i prodotti che vengono queste persone vengono valore perché hanno acquistato casa un progetto che per ora sta portando avanti il nostro compaesano, molta gente di fuori sta acquistando casa a Caronia, ristrutturando, e quindi ci ritroviamo anche gente dall'estero. Sarà l'occasione per visitare quindi il borgo, per visitare anche il castello. Sì, il castello è sempre aperto, fortunatamente la famiglia Borgonaro, che è proprio del castello, è sempre a disposizione per farlo visitare. Quindi domani ci saranno le guide messe a disposizione per tutti quelli che vorranno visitare non solo il castello, ma anche le chiese. E allora invitiamo tutti in diretta a venire anche domani. Vi invito tutti a partecipare perché sarà un buonissimo evento e gusterete sicuramente dei prodotti buonissimi. Grazie, il viaggio continua. E guardate adesso dove andremo, amici di Bella Sicilia. Continua il viaggio tra i vari sapori. E qui si parla di mare, buonasera. Ci presenta un po' le sue specialità. Abbiamo un po' di calamari freschi, buonissimi. Questi vengono fritti, come me? Non ci sono parole per descrivere il sapore, vero? Abbiamo il bollito, Come si cucina? Spieghiamo un po' come acqua e sale. acqua e sale. Quando bolle si mettono i polipi, quando ribolle si spegne. 10 minuti ed è pronto. Un altro motivo in più per venire a Caronia. Da dove arriva? Da Palermo. Più tardi facciamo un panino con polipo fritto, stracciatella e semi di pistacchio. Fantastico!
E davvero l'acquolina in bocca. Non resta altro che salutare tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV e invitarli a Caronia. Cosa diciamo per farli venire qui? Venite, tutto spettacolare, una festa da non perdere. Complimenti! Davvero un momento straordinario. Il giorno è oggi, domani e dopodomani. È stato... Come è stato preparato? Come viene preparato questo pagnotto? Arrostito con una crema aromatizzata di arancio, limone e crema di aromi. Tante bontà, quindi non si può non venire a Caronia in questo fine settimana. Assolutamente, assolutamente. Infiniti motivi per essere presenti. Guardate il viaggio ed ogni passo una sorpresa. Buonasera. Qui cosa abbiamo? Spincione di bagheria. Ed anche lo spincione di bagheria. Qui a Porcelli e Porcini, la festa del mangiar bene a Caronia. Preparato come? Ma come si prepara? Questo è un impasto con una percentuale in più di macino, poi si fa uno strato di tuma, la cipolla cotta e la molica con formaggio e l'uovo d'oliva. Davvero ogni parola è come musica alle nostre orecchie, perché non vediamo l'ora Avremo di quindi anche altre fermarci bontà. e Cosa gustare. avremo di altro? Panini con la pizza, panelle, crocchette, arancine, crocchettine di pene gourmet, panini alla piastra, insomma, c'è. Prima volta a Caronia non arrivate? Bagheria. Allora lanciamo l'invito, perché venire in questo fine settimana a Caronia? Ma è fantastico qua, ragazzi, è bellissimo, il posto, l'accoglienza e poi vediamo come funziona. Beh, salutiamo gli amici Grazie. di Onda TV. Caro e Bella saluto, Sicilia. il viaggio continua. Grazie. Assolutamente. Quale invito facciamo? Vi aspettiamo in tanti ovviamente qui con le nostre delizie siciliane tipiche del nostro paese. Tutto da non perdere, grazie. Grazie a voi. Ed il viaggio continua. E guardate adesso cosa ammireremo in questo viaggio. Buonasera. Ci vorrebbe un'ora per descrivere tutto, ma come possiamo riassumere il gusto di tutto questo? Allora, noi abbiamo i panini con la porchetta, la salsiccia, gli wuster, e poi facciamo anche le trofie ai funghi porcini, le pennette ai funghi, abbiamo anche qua un po' di funghi, tutto a base di funghi, la porchetta da riccia, umana, la tacchina di vitello, facciamo anche la pasta, abbiamo già detto, poi abbiamo Ed anche tanta carne, guardate. hamburger, il suino e i funghi porcini, Fantastico. Fantastico. E allora invitiamo tutti stasera, domani, dopodomani. domani vi aspettiamo dallo zio Pippo. E qui Allora. siamo pronti anche con la brace, quindi tra poco sarà accesa. Sì, questione di qualche minuto e cominciamo ad accendere e siamo operativi. Ma domani ci saranno tante altre cose? Cosa ci sarà? Sì, dai primi piatti alle grigliate di carne a volontà per tutti con suino nero e funghi porcini. Voi da dove venite? Noi siamo di Rocca di Caroglione, team del suino. E allora lanciamo l'invito in questo fine settimana di venire a Caronia. Perché? Quali sono i motivi? Che ci sono tante cose buone da mangiare, tutti gli stand operativi, per degustare un po' sereno. Abbiamo anche le bibite senza glutine e i panini senza glutine. Salutiamo Però tutti gli non amici manca di Onda TV nulla, della Sicilia. grazie. E vi aspettiamo. Guardate cosa vi aspetta. Salutiamo chi ci segue da Rio de Janeiro ed oggi è in Sicilia con noi a Caronia in diretta. E qui, buonasera. Qui noi siamo abbiamo il gelato ai funghi porcini con tuma versa e miele di corpezzo. Anche il gelato ai funghi porcini. Lo mostriamo? Per questa, se non riesci a inquadrare, Assolutamente. Avete mai gustato il gelato ai funghi porcini? Lasciatelo scritto nei commenti. Complimenti. Mentre qui cosa ha portato? La miele artigianale nostro. Ci mostra qualche tipologia? Allora abbiamo il miele di agrumi, il miele di sulla, il miele di castagno,
legno, di caldo, un po' di polline, l'eucalipto, che ancora ce n'è solo una parte, tutte le nostre produzioni. Grazie, ci vediamo tutti a Caronia. Grazie, arrivederci. E qui la porchetta la fa da protagonista. Pronta? Sta preparando. Buonasera. E guardate. E chiama la porchetta, non può non gustare un panino del genere. Ed il viaggio continua, amici di Bella Sicilia. Guardate quanti prodotti tipici in questo stand. E buonasera ragazzi. Ma qua c'è l'imbarazzo della scelta. Cosa proponete? Proponiamo un po' di tutto, tutto dalla nostra azienda, tutti i prodotti sono fatti da noi, abbiamo una macelleria, siamo in Sicilia e siamo venuti qui a provare una nuova avventura. Un'altra esperienza. Ci mostra qualche prodotto? Sì, tutti i prodotti nostri, che sono questi qui. Queste sono le nostre varzette, questi sono i nostri salumi e caciocavallo. Guardate. E allora invitiamo tutti a Caronia per questi 3 giorni. Una buona serata, è stato un piacere. E qui c'è anche la birra. Sì, certo, un'ottima birra. Di birra artigianale, cosa abbiamo? Qual è l'auspicio? Grazie, arrivederci. Piacere nostro. E buonasera. Salve. Qua cosa ci presentate? Tradizionale sono le branobes, dopo amaretti, pasticcino di mandorlo, tutù, schizzi, il nostro cannolo, cavallo di battaglia. Allora invitiamo tutti a Caronia. Quale invito facciamo? E davvero non vi sono alibi. Questa naturalmente è solo una breve anteprima. Anche il gelato, come ci stanno appena dicendo. Quindi qua abbiamo, cosa abbiamo? Tartufo, ripieno, di panni e torrone. Ok. Va bene, arrivederci, a dopo. Ma quante sorprese e quanti sapori, sono veramente tantissimi. Prossimamente il video completo con tutti i dettagli. Buonasera a tutti. Cosa proponete qua? Panini con salsiccia, panini con le panelle, domani la pasta, le patatine, tutto. Quindi eccola. Cosa abbiamo? Quindi? Un'eccellenza di questo territorio. Diciamo che tutti portiamo un po' questo prodotto, insieme ai funghi domani anche della pasta. E guardate la grande squadra, tutti insieme, coordinati al meglio per Inizia la regalare preparazione. emozioni. E continuate a lasciarci i vostri commenti mentre noi continuiamo questo tour in diretta. Salutiamo gli amici di Bella Sicilia in diretta e lo salutiamo lui stesso. E poi torneremo naturalmente poi realizzeremo altre interviste con tanti altri dettagli. Ma guardate quante eccellenze. Intanto ringraziamo tutti voi per gli infiniti commenti che stanno per arrivare. Vedremo di leggere tutti i vostri pensieri. E qua altri panini, altra porchetta, salsiccia. Non manca Siete già davvero quasi nulla. pronti per iniziare? E guardate quanta salsiccia pronta per essere gustata. Cosa abbiamo? Cosa state preparando?
Possiamo entrare, diciamoci. Guardate quanta salsiccia di suino nero. Salsiccia di suino nero. Per il nostro allevamento. Sì, tutta produzione locale. Sì, assolutamente. Tutto a chilometro zero. Nati, cresciuti, allevati a Caronia. Come sarà servita la salsiccia? Ma o nel piatto sotto forma di grigliata accompagnata da un'insalata o patatine, oppure nel panino classico con la salsiccia. Che invito facciamo a chi ci sta seguendo? Veniteci a trovare, non ve ne pentirete, per gustare il vero gusto dei nebrodi. È davvero un invito speciale al quale è impossibile non ottemperare. E Adriano e Daniele continuiamo questo video in diretta. Naturalmente prossimamente tante altre interviste e immagini. E guardate, per chi ama il divertimento, anche l'area Luna Park, dove potrete divertirvi sia piccoli che quelli più grandi, con tante attrazioni che vi lasceranno senza fiato. La prima parte vediamo di farvela vedere perché durante il video in diretta c'era abbastanza gente qui. Questa è la parte iniziale, dove vi sono le prime specialità. È davvero motivi infiniti per essere. Quale invito facciamo? Venite a trovarci a gustare le nostre specialità, il risotto ai funghi porcini non può mancare e alle meraviglie dei nostri colleghi che sono veramente dei grandi professionisti. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. E noi salutiamo tutti voi da questa breve diretta, continuate a seguirci per tanti altri approfondimenti.